Oie è stata fatta la prima riunione del Consiglio Comunale di Nugoro a postir della selezione del 31 di maggio e del ballottaggio dei battordichi de Lampadas che hanno eletto a sindaco di Nugoro Andrea Soddu a capo di una coalizione de battor listar civicas a paris alla base a su partito sardu. Este dunque scominciata la consigliatura do amizze bindichi do amizze binti che deve parare fronte a medas problemas a evitare che Nugoro usicata per desterrino in ambito provinciale e regionale. Su primo atto burocratico gestito da Ettore Sulas, cussizzeri de PD, esti stausu giuramento de su sindaco Soddu, indennanti dell'assemblea cittadina di un upore de gente a Cudia. A postesi esti stau eletto su presidente de su cussizzu e su ufficio de presidenza. Su presidente dell'assemblea este Fabrizio Becco, cussizzeri de maggioranza, eletto a s'estrer votazione, chi indichi votos, cussor de esa maggioranza, mentre s'opposizione ha votato ischeda bianca. Sa mancata nomina di un esponente dell'opposizione a Sagarriga de Garanzie è stata sottolineata da Ettore Lai del Movimento 5 Stelle e da Peppe Montesu del centrodestra. A sa vicepresidenza prosopposizione è stato eletto Salvatore Siotto, mentre se prosa maggioranza è stato eletto Graziano Siotto. Su sindaco in suo primo intervento suo ha che tornare gracias a totus usos attivistas e a sos candidatos della lista di opposizione che hanno avviato la campagna elettorale, ma avvinas a s'amministrazione in sa spessone des ex sindaco Alessandro Bianchi e del vice sindaco Leonardo Moro. A Pustisi Soddu ha presentato la giunta. Sebastian Cocco, vice sindaco, che delega a sa cultura, pubblica istruzione e sport, Marcello Seddone, assessore a sas attividades produttivas, a turismo, commercio e spettacolo e SUAP, Raffaellina Denti, un tecnico esterno a su cussizzu, a su bilancio, controllo de gestione, tributos, patrimonio, programmazione e politicas comunitarias. Giuliano Sanna a s'ambiente, agricoltura, edilizia privata, igiene urbana e urbanistica. Antonio Belloi a sostraballos pubblicos, manutenzione, protezione civile e campusantu. Maria Boi, assessore a sos affares generales, resursas umanas, polizia municipale, viabilidade e traffico. Valeria Romagna a sos servizios sociales, politica giovaniles, opportunidades pariviles, politicas prosadommo. Esti stata necessaria sa surroga de sos cussizzeri de maggioranza nominaos assessores. Sono intraoso Eleonora Angeleddu, Emilio Zola, Claudio Camarda, Viviana Brau, Francesco Vadda e Roberto Moro. A pustisi de sos interventos di uno scanto cussizzeri di opposizione che hanno assicurato un'opposizione leale ma che in si scontoso sono sta orfatteros atteros adempimento burocraticos. Este è un cussizzo comunale rinnovato su tutto su chi oggi è cominciato a traballare a su servizio desa cittade. Un'assemblea che depete prima di tutto tornare a far vedere chi sono cittadinos, cosa che in questi ultimi anni è mancata e che forse si è stato il ballo politico prurmanno desa maggioranza de centro-sinistra. E difatti si su contesta ribau che in sas elezioni, come si costumata in democrazia. In sintesi desa prima riunione de cussizzu, maggioranza e opposizione vini concordes a collaborare per risolvere sos problemas desa cittade, lassando firmas a differenzia intre maggioranza chi deve governare e opposizione chi deve controllare e facere propostas alternativas, ca sos problemas sono umedas e mannos. Dae testimonzos a sa situazione finanziaria de su comune, a sos problemas economicos e sociales di una cittade che non cresce prusu, chi cheste morinde a pacu. Nugoro perdende su ruolo de ghia de sa Sardigna de Mesu, che aiata da 70 annos. Toccata de mudare passu e sormedio non mancana. Sa cultura potete essere un'azienda manna pro si sviluppo, ma tottusu depene vachere a parte soro che in cussenzia, e non come tes capitando ultimamente chi tottu andat a Casteddu. Toccata de approfondire s'idea de zona franca urbana, de potenziare s'artesanie su terziario. In prusu, su nugoresoso dai custa amministrazione nova, si settana chi diatta cara a tottu cussa spessones chi in custos annos o chi in dignidade a sa muda cana brincausa l'accana desa povertade. Sos agenti desi squadra mobile desa questura de Nugoro hanno arrestato in desulo a Mario Vinotti Vegas, 36 annos, de Torino, giostraio, accusato di aver fatto 3 rapinas e di aver schircato dende vacche un'attera. Tottusu a mano armata a danno de gioiellerias torinesas in marzo de su 2014. Pro il subeste un ordine de custodia cautelare emitto dai su GIP de su Tribunale de Torino.
S'arresto è stato fatto in collaborazione con si squadra mobile de Tattari e su commissariato de Orgosolo. Su valore desa cosa vurada in sarrapinasa contestatasa a su giostraiu este de 90.000 euro. In precedenza, si squadra mobile de Torino aiat arrestau ateror duos complices de Vinotti, chi depete rispondere vinzer de sureattu de detenzione illegale e portu de pistola, somine como este in badue carros a disponimento desa autoridade giudiziaria. Un'altra denunzia desa Confindustria desa Sardigna pros un ritardo burocratico chi sono addasian desa istruttoria desa dimandas a proserogazione desorbando spia, pacchetto integrao de agevolazione e pros industria, artesanie e servizios fattos desa assessorao regionale desa programmazione. Confindustria a Sardigna, si leghete in sanotta, pensata che la situazione non si può data prurvaiulare, caso ritardo e troppo aberu a dispetto de sus interventor fattoso e de sus impinno spiccaoso de sos rappresentanter desa regione. Medasa desas proceduras ligadas a s'erogazione de sos contributos chi pertoccan a sos ultimos bandos, difattisi, resultan a gallo in cursu chi in dannu grave pro sas impresas chi sun isettande dinare fundamentale pro mandare addennanti s'attividadi soro. S'assoziu de sos industriales mantenete sa posizione sua. Este una situazione chi vachete danno ormanos a sas impresas e non resessini prusu a poderare. Procussu pedina sa regione un intervento chi diata tempor certoso pro dare su dinare, chi serviti pro sustennere sas attividades produttivas de su territoriu za in affannu pro una crisi che oramai durata dae annos. In su campionato europeo cadettas de softball, sa nazionale italiana est una des armenzos squadras in campo. Gracias a Sarduar Binchidar de Erisi, como estesa secondo in classifica a un passo desa Repubblica Ceca che vinas a come s'unica a vinto tottu sargara riocadasa. Oie in su campo de Viale Mannironi san a definire sas squadras che hanno andare a sa semifinales de questa competizione continentale under 6. Erisi sa nazionale italiana a giocau duar garas, sa prima borta e in su Belgio, vinta in su punteggio de 3-1, a sero invece sa giocau in si Spagna, vincende 3-2. Una bella soddisfazione che non fitti previde in principio che Italia non aiata partecipau manco a sos europeos passaus. Questo manzano invece se sa Gran Bretagna ha vinto in su Belgio. Crasa bortedì e dunque sana faceres a semifinales. Sapadu sata tancare che in sar finales che hanno a designare sa reina des Europa desa categoria cadettas. Si squadra prur forte de vincere a Barratas a Repubblica Ceca, ma Italia è pronta a bortulare tutti os pronosticos.